Il presidente Sergio Mattarella l'aveva detto forte e chiaro dal palco di Erto e Casso per il 60° anniversario della catastrofe. Ritengo che sia non soltanto opportuno ma doveroso che la documentazione del processo celebrato a suo tempo sulla stabilità rimanga in questo territorio. E il ministro Luca Ciriani l'aveva promesso con sollecitudine da titolare meloniano dei rapporti con il Parlamento. La richiesta delle comunità locali, aveva detto, non resterà inascoltata. Ma a 7 mesi dalla cerimonia del 9 ottobre, sulle carte del Vajont piove freddo dal Ministero della Cultura, il quale propone come soluzione il deposito temporaneo presso l'Archivio di Stato di Belluno dei documenti originali da trasferire all'Archivio di Stato dell'Aquila una volta esaurite le necessità connesse all'attuazione del progetto di scannerizzazione e la sostituzione a Belluno degli originali con riproduzioni digitali. Parole del sottosegretario Gianmarco Mazzi di Fratelli d'Italia in risposta nell'aula della Camera all'interrogazione della deputata Rachele Scarpa del Partito Democratico, che insieme al collega Piero Fassino aveva sostenuto la necessità di una sorta di riconoscimento etico per le popolazioni colpite. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 15 maggio 2024, la prima notizia del giorno riguarda le carte del Vajont. Abbiamo letto la prima colonna dell'articolo di Angela Pederiva per il Gazzettino di oggi, questo è il titolo: Vajont, l'archivio se ne va, a Belluno solo le copie. Il sottosegretario Mazzi annuncia all'Aquila sarà la sede definitiva dopo la digitalizzazione delle carte. La deputata del PD Rachele Scarpa parla di una chiusura senza senso. Secondo il sindaco di Longarone, Padrin, la carta è memoria e quindi annuncia una lettera al presidente Mattarella. A Longarone vivono superstiti, sopravvissuti, gente che ha perso tutto e che sulla memoria del disastro e quindi anche sulle carte processuali fatte di immagini e atti ufficiali ha un punto di riferimento, un appiglio, quasi una bussola con cui orientarsi. In subordine chiederemo un deposito almeno trentennale del fondo processuale. Questo è l'annuncio del sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Aspettative deluse quindi per le popolazioni del territorio dopo che a ottobre Mattarella disse che era opportuno e doveroso che la documentazione restasse sul territorio. La vicenda è piuttosto lunga, le carte del processo sul Vajont si trovano a Belluno, infatti dopo essere state trasferite lì dall'Aquila, che era la sede processuale dove quindi poi erano state conservate. Il trasferimento è stato effettuato dopo il terremoto dell'Aquila, un trasferimento temporaneo quindi, durante il quale era stata poi approvata la digitalizzazione dell'archivio stesso. Da quando le carte si trovano a Belluno però c'è una battaglia naturalmente delle popolazioni locali, del comune di Longarone in particolare, ma anche delle istituzioni regionali per trattenere nell'archivio di Stato di Belluno l'archivio delle carte processuali del Vajont. Come abbiamo letto, Mattarella nell'ultima cerimonia, quella del 9 ottobre scorso, in ricordo della strage, aveva in qualche modo affermato che le carte sarebbero dovute rimanere lì, ma appunto aspettative deluse da questo annuncio del sottosegretario alla cultura Mazzi. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, con la pagina della politica regionale. Rimaniamo sul Gazzettino e vediamo il titolo, che è ancora relativo al dibattito, alle tensioni interne alla Lega. Il governatore preferito è ancora Zaia, la Lega, il Veneto sarà nostro. Secondo un sondaggio SVG il 70% dei consensi avrebbe Zaia, il dato più alto in Italia. Al secondo posto c'è Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 64%. Il leader della Lega Matteo Salvini ha dichiarato: Luca è un patrimonio, il tetto, sottointeso il limite dei mandati, limita la libertà.
Ma per il senatore di Fratelli d'Italia Speranzon parlano i numeri, e allora cerchiamo di capire sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM cosa significa questa dichiarazione del meloniano Speranzon. La Lega litiga ancora, ma Fratelli d'Italia avverte: il Veneto tocca a noi. Il senatore Speranzon irrompe nel duello fra Zaiani e Salviniani nel Carroccio. Con questi numeri, se la democrazia ha un senso, la presidenza è roba nostra, dice l'esponente di Fratelli d'Italia. L'articolo sui quotidiani del gruppo NEM è di Enrico Ferro e raccoglie una serie di dichiarazioni anche del sindaco di Treviso Mario Conte. Parlare di nomi alternativi a Zaia è irrispettoso, lui è ancora il più amato. Mario Conte in questi giorni era inserito nella rosa dei 10 candidabili come successori, come possibili successori di Luca Zaia proprio alla presidenza della regione, uno dei 10 nomi a cui starebbe pensando Matteo Salvini. Vediamo poi Speranzon, senatore veneziano di Fratelli d'Italia: noi abbiamo almeno una mezza dozzina di nomi da candidare per fare il presidente di regione. Insomma, c'è un fronte di scontro interno alla Lega tra i fedelissimi di Matteo Salvini e quelli di Luca Zaia, e poi c'è un altro fronte tra la Lega e Fratelli d'Italia, come vediamo oggi. Per quanto riguarda il primo di questi due fronti, sempre sui quotidiani del gruppo NEM troviamo un articolo, un retroscena firmato da Carlo Bertini, con una serie di dichiarazioni di Crippa, il vice di Salvini, che dice: Zaia doveva candidarsi alle europee, avrebbe spinto il terzo mandato. Naturalmente nel caso di Zaia, lo ricordiamo, sarebbe il quarto mandato, visto che Zaia attualmente è già al suo terzo mandato da presidente della regione. Il vice di Salvini dice: alle europee avrebbe preso un sacco di voti, avremmo avuto più peso per tornare alla carica. I giornalisti hanno strumentalizzato le parole di Matteo, intendeva solo dire che la Lega è in partita per la regione. Luca poteva fare come Meloni senza andare poi a Bruxelles, ma ha detto che non si sentiva di tradire. Sfida al congresso, lui non è interessato a fare nemmeno il segretario di sezione, figuriamoci del partito, dice ancora Crippa a proposito di Zaia, e chissà se è veramente così. Ma noi proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, voltando pagina, tornando sul Gazzettino e tornando a parlare di Pedemontana. Superstrada Pedemontana Veneta, disputa da 36 milioni di euro con SIS. La regione chiede all'arbitro di dirimerla. Allora, SIS è il soggetto concessionario della Pedemontana, la cordata di imprese che hanno costruito la superstrada e che riceveranno per i prossimi 40 anni un canone da parte della regione, che invece incasserà i pedaggi. Controversia proprio sul canone di disponibilità che l'istituzione deve versare al consorzio. Il collegio consultivo tecnico deciderà se vale la cifra del 2020 o quella del 2024. Le parti cercano di evitare un altro contenzioso. Il parere dei 5 saggi avrà valore di lodo contrattuale. L'articolo è di Angela Pederiva per il Gazzettino di oggi, appunto. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con due notizie flash. La prima riguarda la salute mentale: cala lo stress, colpito soltanto 1 su 4, il 25%, ma gli under 25 invece sono travolti. Generalmente migliora la situazione di tensione nervosa, logorio e affaticamento psicofisico delle persone. Tra i giovanissimi però la maggioranza ne soffre molto. Addirittura il 62% dei giovani tra 18 e 24 anni soffre di stress, è frequentemente stressato, e quindi da questo, che è un sondaggio realizzato da Demos per l'osservatorio sul nord-est del Gazzettino, si nota proprio una differenza tra generazioni. Già a partire dalla fascia 25-34 anni la percentuale di chi si dichiara frequentemente stressato crolla al 30%, e così fino all'11% degli over 65. L'ultima notizia di oggi riguarda, come ieri, le liste d'attesa. La regione avvia la svolta. Si parla ancora della circolare del direttore generale della sanità Nicchiarico, che è stata trasmessa alle ULS. L'Adico, l'associazione dei consumatori, si dichiara pronta a fornire l'assistenza ai cittadini, ma va ridotta la burocrazia, ricordano.
Vigileremo sui tempi certi del rimborso e metteremo a disposizione dei cittadini i nostri sportelli per il supporto necessario, e poi chiediamo che la procedura venga semplificata per andare incontro all'utente. Queste le parole di Carlo Garofolini, presidente dell'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, che guarda con favore alle nuove disposizioni della Regione Veneto che tutelano i pazienti dai ritardi della sanità pubblica, ma allo stesso tempo teme che la burocrazia possa appesantire se non scoraggiare l'iter per ottenere il dovuto. Di che si tratta? Ne abbiamo parlato nella puntata di ieri di Sveglia Veneto. È una legge nazionale del 98 addirittura, che però non è mai stata applicata, che prevede che qualora le liste d'attesa nel pubblico siano troppo lunghe e quindi non vengano rispettati i tempi previsti dalla prescrizione, allora il cittadino possa chiedere di ricevere la prestazione in regime di libera professione intramenia, cioè nel privato all'interno però degli ospedali pubblici. In questo caso il cittadino dovrà comunque pagare soltanto il ticket e sarà l'ULSS invece a pagare la differenza, ma appunto nella puntata di ieri ne abbiamo parlato già nel dettaglio. Perciò per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato anche oggi Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.